Allora, diamo subito una buona notizia, allora, Enrico Sossi, sui campionati universitari, allora, cosa succederà a Trieste Sì, infatti il e quando? prossimo anno in tutto il Friuli Venezia Giulia, quindi sono coinvolti sia l'Università di Trieste che l'Università di Udine, torneranno i campionati nazionali universitari dopo ben 18 anni, perché l'ultima volta in Friuli Venezia Giulia si sono tenuti nel 2009, quindi finalmente dopo 18 anni torneranno i campionati nazionali universitari e lo dico anche con una certa soddisfazione perché deriva dal nostro lavoro in Consiglio regionale, della nostra consigliera Rosaria Capozzi, e attraverso un nostro emendamento abbiamo stanziato nel bilancio di dicembre 2024 dei fondi ai CUS, che sono i centri sportivi universitari delle università di Trieste e Udine, e appunto dare i fondi per poter presentare la domanda. Tra Torino e il Friuli Venezia Giulia è stato scelto il Friuli Venezia Giulia, quindi Trieste, Udine, soprattutto anche Lignano, che ha delle È vero. strutture sportive di alto livello. Finalmente il prossimo anno avremo modo, ecco, di avere di nuovo questo evento sul territorio, che chiaramente dà la possibilità ai miei colleghi studenti universitari che fanno parte dei CUS, ma anche a tutti i territori della nostra regione, appunto di poter anche essere valorizzati nuovamente dopo tanto tempo in questa chiave sportiva legata ai giovani. Veramente mi sembra una cosa bella da condividere, È perché vero. finalmente, ecco, possiamo intanto avere anche delle belle notizie relative al nostro territorio.